Oggi sfiderò la mia ragazza in un gioco davvero incredibile. Per ogni lettera dell'alfabeto decisa dalla ruota, lei dovrà comprarmi un oggetto diverso in un negozio completamente a caso. Per vincerlo dovrò superare alcune mini sfide e avrò un solo minuto di tempo per scegliere l'oggetto dei desideri con la lettera in questione. Bene, che il suo portafoglio possa spugnarsi. Amore mio, buongiorno. Sei pronta per spendere un po' di piccioli? Ma tu o io? No, forse ne capito il gioco. Ho vedi che tu me li devi comprare a me. Ma quando mai? Come quando mai? Veramente? Eh sì. Allora ne va. Non siamo manca arrivati, ci hai fatto la spesa, loco. Sì, la spesa da buttare. Sono i panni che devo andare a descendermi per prendermi 5 euro di buono. Anzi, 5 a 5 a 10. Ragazzi, da oggi in poi CM ti paga 5 euro ogni busta dell'immondizia. Quindi se tenete la moneta e venite qua. Ma buttati dentro là, vai. Guarda, c'è del posto. Ma che te cagni che l'hai messo là? In Colonia, era tutto che andiamo a perdere. Mamma mia. Anzi, fatemi sapere se anche le vostre fidanzate rompono le Ma è scatole normale. con vostra macchina. Cioè, da ci mettere un mocco centro commerciale. Scusa, posto ci sta. Ma che te ne fotte a te non l'hai parcheggiato? Fatti poco cappello, mi sa... Oh, hai messo tu, bello. Non ti azzardare proprio a dire queste cose. Ma pacca, non ti preoccupare proprio, tanto mi cadi in dispera, proprio lì reddimo, me lo fotto proprio. Cioè, ma comunque è una cosa incredibile, e il suo posto è tutto quello che viene a Prius. La ci parcheggiare in due centri commerciali, ingresso nord, la ci mettere la prossima volta la macchina. E diventa a India, la ci parcheggiare. Fa qualche permesso speciale per Ma te. tu l'hai parcheggiato in Tareggio. Dal centro commerciale la parcheggiare. Bene ragazzi, dopo aver litigato siamo entrati nel centro commerciale, può cominciare ufficialmente la nostra sfida. Ci metteremo vicino alla mappa e con gli occhi chiusi sceglierò un negozio, quindi non lo scelgo praticamente, è a caso. Dopodiché ci sarà una ruota della fortuna che indicherà la lettera dell'alfabeto e in base a quella lettera, in base al negozio che uscirà, io dovrò scegliere un oggetto del mio desiderio. Ci sarà una sfida appunto che dovrò vincere, se no, se non vinc mi faccio a rodo e passiamo alla lettera successiva. Bene signori, siamo davanti alla macchina della verità, cioè con lei la quale ci dirà in quale negozio dovremo andare. Però non ho calcolato un rischio, c'è anche il rischio che esce un negozio per femmine. Nel caso in cui dovesse uscire un negozio per donne, a mannanza. No, me la compri a me. Come tocca a te un gioco e ne capi qual è? O vedi me l'hai cattato a me a Roma. Hai capito, ma se esce un coso da femmina te lo compro io a te, però me lo compri a me, capito? E la città della rete. Allora ragazzi, come vedete ci stanno tutti i negozi. Mamma mia, quanti ce ne stanno? Da Salcott, Anima e Coz. Anima e Coz. No, non era Anima e Coz, vabbè. Vendoni Morata, Picella, Apple Store, vabbè. Comunque in ordine alfabetico praticamente. Quindi niente, io farò così, con gli occhi chiusi. Però poi, ok, posso? Vai. Io chiudo gli occhi, con gli occhi chiusi. Chiudi, navi. E tengo chiuso nei bigli. Sono andato giù e sopra, giù e Pronti? sopra. Ho messo. Vado. Vai. Apicella. Era Apicella ospitale. Andiamo, e poi dobbiamo vedere sulla ruota della fortuna che lettera ti esce. Il gruppo Apicella opera nel settore delle calzature e pelletterie. È una bella pelle. No. Due generazioni hanno contribuito al successo commerciale dell'attività di lavoro, la scrupolosità di Francesco Tessiture. C'è chi si tiene un cognome, c'è che fa pure con la sua attività tessiture, pelletterie, vabbè faccio paura. Vabbè. Secondo me manchi la pensanza fare. Vabbè, tutto a posto. Comunque calzature e pelletterie, quindi Prima non scarpe. fa. Ecco. Cavoli, da dove siamo noi? Dobbiamo andare. Ah, dove stiamo noi? Qua stiamo noi. No, noi siamo qua, vedi le scale mo. Questo è il percorso che ci dobbiamo fare. Hai capito? Hai già capito, ma a Rupero. Ah, se meno male chi l'ha capito. No, noi siamo qua, stiamo a così, quindi a Maialla, o a Maiacca, a Maialla o a Maiacca. Tu hai capito? Che hai capito? Se non mi capisce la sta di là, andiamo. Sta vicino all'Oreto Mare. Comunque, già ci visto un negozio, voglio qua. Il camacciglio, non mi faccio male. No, mi fai male a me veramente, perché c'è proprio io, scusa. Vediamo quale lettera mi uscirà. Sono gasato. Vediamo un po'. Che lettera? Oh. Che cazzo compi con la O? Non lo so, in ogni caso dobbiamo fare prima un minigioco. Perché dobbiamo fare prima il gioco e poi dobbiamo vedere se siamo attaccati. Vai. Allora, il primo gioco in questione è Pamiate 1 euro e 3. Il tocco. Esatto. Se vinco io andiamo dentro a comprare qualcosa. Se vinci tu, niente. Pame a te. Cioè chi esce vince praticamente. No, come funziona questo gioco? Pame a te 1 euro e 3. 5. 1 euro e 3. 4, 5. Hai perso. Ya, ma no, amore, che ti devi comprare con la O? Mamma, con la O qua dentro, che cazzo ci sta? Buonasera. Ma non ci sta niente, amo qua, in Santo Così è femmina si può dire. Con la O, occhiali. Poi ma stanno tutte scarpe, borse. Sta di là, È reparto l'unica cosa che ci maschile. sta. Ah, ma brava. Oh, orecchini. Allora, questo è il reparto uomo. Però stanno sempre le stesse cose, cinte, scarpe e occhiali. Mamma mia, che cagaggia fu saldatura. Cioè, io me ne ho già accorto, stiamo registrando un video, tiro un microfono, tu contrario. Dico imballate così. Posso misurarle? Non posso, un saldatura già, poi misuro gli altri pure. Posso vedere anche gli altri?
Secondo me gli altri per il meme. Faccio la di là, prendo gli altri. Ok, primo acquisto fatto. Prendo questi. Poi si vede pure buono di video, 15 euro. Ma già va io. È normale, video tuo. A few moments later. Primo acquisto fatto, un paio di occhiali. Adesso dobbiamo recarci di nuovo alla mappa e sempre con gli occhi chiusi vedere quale negozio mi esce e poi quale lettera dalla ruota della fortuna. Ci risiamo ragazzi, chiudo gli occhi e vediamo cosa mi esce. Andiamo prima un poco giù, un poco in mezzo, un poco sopra soprattutto, un poco in mezzo. Posso? No. No? Vai ora. Svaroschi. No, Svaroschi. Ti fai male. Mi dispiace per te. Svaroschi. Ah, però devo prima vincere il gioco. Sì. Mamma guarda, Svaroschi. Sapevi manco che ci stai qua dentro. E come? Ci stiamo? Sta giù qua. Signori, non ci credo, abbiamo raggiunto il nostro negozio. Mamma Carmen, sono gasato a livelli estremi, ma dobbiamo prima fare il giochino perché in base a chi vince, può essere pure che vinci tu e mi faccia la rota. Facciamo così, Che gioco facciamo? No, perdi. No. Allora, ti faccio una domanda a te. Che domanda? Che ci lasciamo? Credi che ci lasciamo? Che domanda è? Se perdi. Ah, si perde, ci lasciamo direttamente. Vai, Allora, quando sono nata? Giorno, data, preciso. Vai, tutto. Allora, voi dovete sapere una cosa, ragazzi, io le date proprio non ci so proprio fare, cioè mi scordo. Se ci manca un poco compleanno mio. È una tua pacca, restiamo a tu. Mi piace, c'è una bella Il tuo compleanno lo fatto per tentativi, 21 aprile. Mamma. Non è 21 aprile? No. Oh, non è 21 aprile? Hai ingarrato una cosa. 21 marzo. Bravo. Maronna, mi va giù, ve lo giuro. Cioè, ve lo giuro su chi volete. Sempre, fa sempre questo. O sbagli il numero o sbagli il mese. O sbagli il mese o sbagli il numero. Cioè, io non sto facendo una parte, perché di tu che dovresti anno? far spendere cose scadine. Cioè, ma Vabbè, per il momento siamo 1 e 1. Vai, palla a centro, ma è nata volta a scegliere un coach, no? Oh, assurdo però, cara sei, ma è possibile, stiamo a 11 anni No, insieme, non sai quando sei no, nato? Perché aspetta, quando è l'onomastico? Se dici di qualcosa. Poi io ve lo giuro, cioè sono proprio un vuoto, io non sto facendo la parte per il video, che si pensano che magari sto facendo No, la parte. quella E ogni veramente- giorno che quella quando è? veramente No, aspetta, pazza. forse quando faccio pure io l'onomastico, io faccio il 24 giugno, pure a te è giugno. Hai visto? E E io mi quando collego però? così. Che numero? Un numero 1, io sono un numero 1. Eh. I am the best one. Comunque io ho appena fatto caso che sulla mappa giustamente ci sono anche i negozi di cibo. Una die fam. Oh, anche cane c'è qualcosa Oh. di mangiare. Bellissimo. Ok, chiudo gli occhi. Vabbè, Chiudi. faccio così. Non guardo, non posso no, guardare. chiudi. Vabbè, devo chiudere gli occhi. Vado soprattutto. Scendo. Sei fermato? Sì. Levis. Godo. Guardate, Levis Vediamo dove sta. è una hit. Che hit? Che ma fa? Noi stiamo qua. A Masaghi o no? Che sa Dio? Noi siamo qua, a Maicà. Come cazzo, sapevo pure io la mappa così, stiamo qua a Maicà. Meta raggiunta, però prima dobbiamo fare la mini sfida. Stavolta oggi mi devo impegnare. Che sfida facciamo? Sasso carta forbice. Ok, vieni, vai, sassa, carta. Sassa, che è No, Sassa? sasso, carta, forbici. Andiamo, non è possibile, ci vado in culo. La volevo una maglietta di Levis, un calzone. Ah boia, ma che palle! Me ne video a perdere! Wow, ma che sfaccio! Però non è possibile! Ma che poi faccio più 3 hai fatto! Non ci manca mi fatta la forbice è così! Siamo di nuovo qua, stavolta ma però voglio posso vincere! fare io? Lo fai tu? Per me? Eh. Vai! Vai! Però, cioè, vai un po' più leggeri, vai! Ah? Fammi vedere! Cos'è? Dyson! A parte che non posso mai accattare niente pure se dovesse uscire qualcosa, perché il video non è così, il video è per me, non è per te, è per creature. Ma tu come stai guardando appena uscito Dyson, sta a posto. Cioè una cosa ne lasci cango, Dyson. Vai, che gioco dobbiamo fare? Che ma facete sta una così cango? Fammo. Che gioco dobbiamo fare? Pu. Che è Pooh? Passa paperino. Ah, mi sa che mi sputa in faccia. Pu. Passa paperino con la pipa in bocca. Guai a chi lo tocca. L'hai toccato proprio tu. E spacci, mi ci versare una mano. Pu. Passa paperino. Tutto questo in con pubblico, la diciamo, pipa in ovviamente. bocca. Guai a chi lo 30 tocca. anni, vedremo. L'hai toccato proprio tu. Pensiamo 1 e 1. 1-1, vai. Vai. Pum, passa sputa in paperino faccia. con la pipa in bocca, guai a chi lo tocca, Sempre l'hai con la gente che sta toccato qua. proprio tu. Hai perso tu? Fa mucca. Pure per si dato Dyson, sta a posto, che ti ha accattato? Non ti ha accattato Robby Dyson, Ma perché dovevo vincere io per... No, però si ti accattava Robby Dyson, a te da rete, scusa, chi ce la poteva accattare? E vedi? quindi non E si quindi va? che da rete. Mamma mia. Ma fa, ma io da quel negozio. Ja, Sì, ja. si può spendere questi soldi, no, spesi 11 euro per un momento, perché comunque non si manco 15 euro, sono 11 euro in lento. Vado. Posso? Veramente? Sì.
Ti piacerà? Ah, fa mucca. Nike. Avremmo uscito da Nike. Eh sì, ci posso rubare. Facciamo giocare Polapo. Vai. Shot da Nike. E che Però già gioco? vinci. Non so, che gioco possiamo fare? Facciamo quello fatto del calcio. Ho fatto un calcio. Un Lo calcio in dici? culo. No. Ah, ok ragazzi, facciamo un gioco di velocità sul calcio. Praticamente ognuno di noi dirà un nome della squadra. Il primo a dire il giocatore che avrà giocato in entrambe le squadre vince. 1, 2, 3. Milan. Napoli. Higuain. Amuci. Amo, ma scusa, però. Amuci. Amo, non Andiamo no, subito, amo, dai. non vale, no, no. Fammi vedere un attimo l'alfabeto, perché devo essere pure fortunato che mi deve uscire una lettera e posso comprare qualcosa dalla Nike. Magari sei nervoso, sta in addo Nike, No, tesoro. non vale perché me l'hai fatta difficile apposta. Allora, vediamo la ruota della fortuna, che lettera mi fa uscire. Vediamo cosa esce. Lettera B. Ball, palla. In inglese, no? Non vale. Oppure borsa della Nike, tipo il borsello della Nike. Bottiglia. Bravo. Infatti stanno Borraccia. le borracce. Wow, sì. Una bella borraccia della Nike. Oh, questi mi piacciono di più. Oppure però. la borsa della Nike. Berretto con la B. I cappelli pure mi piacciono un sacco. Stanno pure quest'altro tipo di borraccio, quest'altro tipo di cappello. Bermuda. Bermuda della Nike. Ma ce n'è un sacco, amo. Allora, mo, hai un minuto di tempo a partire da ora, già è ovviato pure. Mamma rugarmela. Devi muovere. Allora, voglio, me l'ho detto, ci sono borse, bermuda, borsello, me lo misuro un attimo al volo per capire un attimo come sto. Allora, questa è una cosa che mi piacerebbe, vi dico la verità, però non so, ci vuole proprio parcheggiatore. Poi vedo troppo abbuffato, non lo so, non mi convince. Berretto ne tengono uovo a casa. Penso che vado sulla borraccia. Io penso che vado su questa qua. Penso che Viola. vado sulla borraccia viola. Stanno pure questi altri colori, fatemi sapere, non lo so, qua sotto quale vi piace, ma io sono stravagante. La prendo viola, compramela, godo. Acquisto super utile. Stavo aspettando da tanto tempo una borraccia. Signori, siamo di nuovo qui davanti alla mappa, vediamo se ci assiste anche questa volta. Dopo Nike mi è andata benissimo. Chiudiamo gli occhi e vediamo. Andrò un poco più sopra perché sotto l'abbiamo fatti quasi tutti quanti. Vediamo un poco sopra che ci esce. Posso? Oh, vai. Adesso veramente ci fate. Eh sì, amo i pattati adesso. Questa è una goduria immensa. Quindi vai con il gioco. Amo. Creo. Guarda, ti devo spellare, mamma mia. Mamma Bellissimo. Ma chi stai appiato in quello come la scimmia? Facciamo pizza pizzetta. Ma che è pizza pizzetta? Pizza pizzetta, quante pizzette hai mangiato proprio tu? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Gioco io la mano. Godo. Pizza pizzette, quante pizzette hai mangiato proprio tu? 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Mannaggia, ma io sono proprio stronzo oggi. Pizzette, quante pizzette hai mangiato proprio tu? 4. 1, 2, 3 e 4. E hai vinto, andiamo. Siamo fuori l'Adidas, signori, abbiamo la nostra ruota della fortuna, vediamo se saremo fortunati dopo lo spin, dopo aver vinto il premio. Qui, pantalone, pallone, Pattini. pattini e l'Adidas, felpe, magliette, scarpe, qua stanno tutte le scarpe, però con la pin non ci sta niente, capito? Cioè, tutte scarpe da calcio. Guarda, chi è proprio mostro, questo è proprio mostro. Quale sta questo? Ah, poi se È lo poi jeans stesso. non mi piace. È lo no, stesso? non è lo stesso. Ah, È più o meno jeans. lo stesso. Aspetta, pure questo? Ma pure questo è bello. Oh, questo è come me li metto io. È corto. Ma stiamo andando incontro all'inverno. Effettivamente. Vabbè, allora mi misuro quello, prendo quello. Trova il modello perfetto per te. Non ci credo. Wow, però è bello. Però ci proprio sta, forte. che cazzo, cazzo. proprio Però forte. secondo me, però una scatta con un paio di scarpe dell'Adidas. Perché sotto il pantalone dell'Adidas non si possono vedere le scarpe della Nike. Però vabbè, per il momento Ma mi abboniamo. piace assai, lo sai? Bello? Eh. È pavamille. Ora ma è l'occasione della mia vita. Tieni, vai in cassa e paga. Ragazzi, penso che sono andato bene io oggi. Qui le buste sono belle, piene. Una cosa di soldi l'ho fatta spendere. Mi sono preso la mia rivincita. Io mi sono divertito. Spero vi siate divertiti anche voi con questo video. Se vorreste altre challenge del genere con acquisti, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E guagliù. Ciao. Ah, voglio in tutto questo ancora vi dovevo far vedere gli scontrini. Nike 20 euro, Apicella là 11,50 € e Adidas Badabam 80 euro. Mamma mia, ora me.